Ci spostiamo a Schio, dove arriva in Consiglio Comunale la richiesta di un patto di concordia e riconciliazione. Vogliamo dare un segnale forte di riconciliazione e di pacificazione in questa città. Riconciliazione per quei fatti del 45, quando a morire per mano dei partigiani furono numerosi fascisti, che a distanza di decenni continuano a generare scontri e contrapposizioni. Lo chiede Alex Cioni, che a Schio porta la questione in Consiglio Comunale. Alla luce di quello che è emerso in quella sera, maledetta sera del 7 luglio, durante la Santa Messa, con una manifestazione in piazza piena di urlatori che poi sono arrivati anche con dei tafferugli verso con la Polizia di Stato. Un 7 luglio movimentato anche quest'anno, proprio mentre si svolgeva la messa di commemorazione delle vittime. Il solito copione anacronistico se si pensa che dall'eccidio sono passati tanti anni e che tafferugli e contrapposizioni dovrebbero essere stati riposti da tempo in un cassetto ben sigillato. Non ha senso alcuno, non ha senso per la storia, non ha senso per la civiltà, noi abbiamo bisogno di pacificazione nazionale. L'eccidio di Schio è un patrimonio di dolore per tutta la città, non solo per i familiari a cui va la nostra vicinanza, ma per tutta Italia. Per non dimenticare, per costruire un clima di pace, proprio come avvenne nel maggio del 2005, quando tra il Comune e i familiari delle vittime dell'eccidio fu firmata la dichiarazione sui valori della concordia civica.